Che gara ti aspetti contro la Parmonval sabato in anticipo sul campo di Partanna Mondello? Ma sicuramente sarà una partita agonisticamente valida, sicuramente sarà una partita intensa perché anche il campo è di difficile diciamo, interpretazione la partita, quindi spazi stretti, campo in terra battuta, quindi sarà bene subito cercare di fare una partita già dall'ingresso in campo con determinazione e poi cercare di trovare i varchi giusti per provare a fare questa partita, per farla nostra, avendo sempre grande rispetto, perché andare a giocare lì e fare una vittoria sarebbe un altro exploit eccezionale, perché il campo della Parmonval difficilmente sarà un campo dove è facile fare punti. Sono arrivati Danna e Cipriano, due giocatori che lei voleva fortemente. Ma sono due giocatori che ho avuto con me, sanno già meno male qual è il modo nostro di cercare di fare gioco, di cercare di fare partite, però bisogna sempre integrarsi in una squadra, quello che dico io, essere il gruppo coeso, e quindi bisogna adesso diventarlo nell'Agres. Quello che è successo fino allo scorso anno non ha valore, questa è un'altra squadra, quindi non è la matematica che dice che se hanno fatto bene con me lo scorso anno lo facciano anche qui. Spero che sia così, conosco la loro qualità e spero soprattutto che questa squadra si integri perfettamente per un unico obiettivo. Questi ragazzi, come quelli che ci sono qui in questo momento, devono avere l'unico obiettivo, che è portare l'Agres in una categoria dove merita questa città, dove merita questa società e sicuramente dove noi vogliamo arrivare, perché siamo qui soprattutto per cercare di vincere questo campionato. Ottavio Cipriano, nuovo acquisto dell'Akragas, pronto per questa sfida affascinante? Senza dubbio, è stata una grande emozione venire qui grazie al mister, abbiamo trovato un gruppo eccezionale, una piazza che ha tantissima fame di calcio, ci hanno accolto in una maniera strepitosa. Daremo tutto, daremo il sangue e tutto quello che abbiamo in corpo per raggiungere un obiettivo che è comune. Come ti sembra questo gruppo? Fantastico, tutti i ragazzi eccezionali, ci hanno accolto benissimo, davvero. Veniamo da un gruppo speciale come quello delle Due Torri, ne abbiamo trovato uno altrettanto speciale. Per chi non ti conosce ancora bene, che calciatore sei? Un playmaker, diciamo. Mi piace giocare molto la palla, cerco di dare tempi di gioco, grazie anche a quello che abbiamo imparato con mister Raffaele negli anni passati. Dai, ci mettiamo a disposizione, cerchiamo di attuare il gioco del mister. Obiettivo salto di categoria? Assolutamente sì, ci siamo andati da un passo l'anno scorso, è sfumata 10 secondi dalla fine, speriamo che non succeda quest'anno. Cosa puoi dare all'Akragas e per chi ancora non ti conosce, che calciatore è Danna? Sicuramente sono venuto qua perché sono stato voluto dal mister Raffaele, questo è inutile nasconderlo, ho lavorato bene negli anni con lui e so che posso dare magari quella qualità che si aspetta in mezzo al campo. Naturalmente non so che giocatori sono stati prima, ma sicuramente saranno stati all'altezza della situazione. Ora tocca a me dare quel qualcosa in più a questa squadra e sono uno che comunque ama stare in alto e che non soffre di vertigini.